Si va con la quinta corsa dal Savio con un allineamento davvero molto sui generis, e ne approfittano M Stella e Ennio Griff per lottare la testa. Ennio Griff in 150 Numero metri 4 va a Evacant condurre F squalificato. sullo stesso M Stella. Più indietro Enos Colla, squalifica per Evacant F, ma c'è stata una partenza davvero disastrosa. E così dopo i primi 200 in 14,7 il favorito Ennio Griff conduce su M Stella ed Enos Coll, poi Ecuador CR, il quarto iniziale. Se ne va in 32 con Ennio Griff che può già rallentare l'andatura. Metà della seconda piegata, con il tentativo esterno da parte di Ecuador CR che avanza, supera Enos Coll in terza posizione, cerca di avvicinare Ennio Griff che ha tutto l'interesse a questo punto di moderare a piacere il ritmo. Si avvia a percorrere gli 800 metri iniziali che se ne vanno in 1,1,5 con un 31,3 di secondo quarto. All'esterno è sempre Ecuador CR, mentre lungo la corda M Stella precede Enos Coll e chiude Evita Peron. Chilometro percorso dal leader in 1,16,4 con un 14,9 di frazione. Comincia ad accelerare ora Ennio Griff. Ecuador CR all'esterno di M Stella, più indietro Enos Coll. Cavalli a 400 dalla conclusione, un altro parziale svelto in 14,2 da parte di Ennio Griff. Rimane comunque lì M Stella in seconda posizione, all'esterno generosamente ancora Ecuador CR, mentre Enos Coll non riesce a trovare l'aggiustazione per venire avanti. Ci prova Evita Peroni in terza ruota, retta d'arrivo che vede Ennio Griff nettamente avanti a M Stella. Ennio Griff nel finale controlla facilmente e vince sulla stessa M Stella, mentre al terzo posto finisce ancora Ecuador CR, correndo davvero molto bene. Il successo però per il netto favorito Ennio Griff, con Manuel Pistone in sediolo e al training per conto della scuderia Angelino EC. Successo netto, come era prevedibile, per il favorito Ennio Griff.